Il porto dunque potrebbe essere l'occasione per molti lavoratori di Porto Marghera che in questo momento sono senza un'occupazione. Tanto domani ci sarà, per quanto riguarda Vinyls, un incontro in regione. Io credo che il Presidente Paolo Costa sia stato molto chiaro, ha detto ritroviamoci l'anno prossimo per capire se effettivamente tutto il lavoro che da anni l'autorità portuale assieme con tutte le istituzioni, regione, provincia, comune e tutto quello che è vicino all'autorità portuale, se riusciamo a portare a casa qualche risultato. Certo, l'obiettivo è anche quello, dal mio punto di vista io ribadisco che dobbiamo sempre tenere presente, lo ha detto anche il Presidente Paolo Costa, che abbiamo una chimica di base e quindi da lì dobbiamo ripartire. Al momento però per i lavoratori di Vinyls non ci sono ancora buone notizie. I commissari hanno fatto sapere che non solo sono stati interrotti i rapporti con chi si occupa della manutenzione degli impianti, ma anche con le imprese che gestiscono la mensa. Ormai ci prenderanno per fame, è il commento di uno dei tanti lavoratori ormai disperati. Intanto per domani è previsto un incontro in regione. Dovrà esserci la riofferta praticamente delle tre società, Ghita, Liocchi e IGS praticamente per quanto riguarda tutta la vicenda Vinyls. Speriamo che ci siano delle positività e delle novità positive, ce lo auguriamo tutti anche perché si sta lavorando assieme proprio per capire e proprio domani 27 c'è un incontro in regione dove si capirà praticamente l'eventualità della cassa integrazione, anzi più che eventualità credo che ci sarà la cassa integrazione per tutti i lavoratori di Vinyls.